Lorenzo Bernardi, tecnico di Padova, prima partita in casa, un 3-0 che fa ben sperare. Beh, senza ombra di dubbio, questo 3-0 innanzitutto deve essere visto come una grande spinta di morale per questa squadra, perché penso che la prima cosa che viene colpita quando inizi un campionato, magari con delle aspettative esterne, e non mi riferisco alla società ma dall'ambiente, da così che ti attribuiscono un valore molto importante all'interno di questo torneo, perdere 3-0 da una squadra neopromossa dal punto di vista del morale non è semplice affrontarla. Abbiamo lavorato, c'è molto da lavorare, questo 3-0 sicuramente non deve abbagliarci, non dobbiamo mettere il prosciutto sugli occhi perché c'è molto da lavorare, questa squadra qua può e deve sicuramente giocare molto meglio. Penso che alcuni dati oggi siano andati peggio che con Ravenna a livello numerico, però l'impatto che hanno avuto i giocatori, e questo devo dargli merito, che hanno avuto in campo dal punto di vista caratteriale hanno sopperito le mancanze tecniche. Dicevo prima in cronaca, un campionato a 2 molto strano, vedremo spesso delle squadre magari che vanno avanti con i punti e poi che si fanno raggiungere, campionato molto lungo. Molto lungo e molto strano, l'unica cosa che non voglio vedere dalla mia squadra è che gioca in un modo in casa e in un altro fuori casa, e questo penso che possa essere una caratteristica del campionato di A2. Senti, Barcala non l'hai messo in campo, l'hai tenuto precauzionalmente a riposo, e questo Koshikawa? No, Barcala non è entrato in campo per un semplice motivo, lui è solamente gli ultimi 2 o 3 giorni che forza, che ha risolto questo problema che purtroppo si è fatto dopo un giorno che è arrivato all'alluce del piede, quindi mi sembrava troppo azzardato metterlo in campo anche per lui in una situazione di difficoltà come potevamo essere noi oggi all'inizio. Quindi lui dalla prossima settimana è a disposizione e lui è l'opposto di questa squadra, non c'è da fare nessun caso Barcala. Per quanto riguarda Yu è un giocatore che da lui mi aspetto molto, si sta applicando moltissimo, dà un grandissimo contributo al gruppo anche dal punto di vista del morale, è chiaro che lui è abituato a un tipo di vita, a un tipo di gioco totalmente diverso che dal nostro, quindi bisogna avere un po' di pazienza.